iniziato un lavoro molto interessante che si basa su uno sforzo italiano di raccolta di casi di pazienti con carcinoma mammario metastatico sottoposti a biopsia delle metastasi, ed in particolare quello che abbiamo fatto è stato costruire un modello di intelligenza artificiale in grado di predire con grande accuratezza e sensibilità la probabilità di guadagnare tardivamente un target terapeutico fondamentale che è HER2-Low, a fronte di un'assenza di questo target su tumore primitivo e a livello del primo sito metastatico biopsiato. Ecco quindi che questo strumento è in grado di identificare con grande precisione pazienti che guadagnano tardivamente questo tipo di bersaglio terapeutico e che quindi per le quali dovrebbe essere prioritizzata una ricaratterizzazione.